16 furbetti del reddito di cittadinanza denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso giravano in auto lussuose o erano possessori di vincite milionarie non dichiarate e dovranno restituire 700.000 euro. Assurdo riaprire le discoteche con la capienza al 35%, così il presidente Zaia oggi nella conferenza stampa. Sul tavolo poi la questione Green Pass, intanto il Veneto rimane in zona bianca. La sentenza Barzanco, la condanna per omicidio stradale e l'amarezza del padre di Giorgia, l'ex fidanzata che lo aveva accusato di violenza sessuale, così dice si legalizza lo stupro. Studente di 19 anni aggredito all'uscita di scuola da un giovane che gli ha spruzzato dello spray irritante sugli occhi e lo ha rapinato della catenina. L'episodio a Fiere, lo sfogo del padre. Bus gratuiti per gli ultra sessantenni in caso di blocco dei mezzi inquinanti dovuti alle norme antismog, la misura dell'amministrazione per agevolare gli spostamenti degli anziani. Nuove rivelazioni sul caso di Rossella Corazzini, la giovane friulana scomparsa 46 anni fa mentre era a Tai di Cadore, l'ergastolano Angelo Izzo alla commissione antimafia, il corpo abbandonato vicino al lago Trasimeno. Presentazione ieri sera a Vittorio Veneto di un'iniziativa degli agricoltori di CIA Treviso per il mangiare sano e il sostegno delle iniziative della Lega Italiana per la lotta ai tumori. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli li avete sentiti in primo piano. La cronaca: 116 furbetti del reddito di cittadinanza denunciati giravano in auto lussuose o erano possessori di vincite milionarie non dichiarate, smascherati grazie ad un'articolata indagine della Guardia di Finanza di Treviso in collaborazione con INPS e Regione. Chi girava con auto lussuose come un SUV Maserati Levante? 2 rom di Treviso e Oderzo erano possessori di auto di grossa cilindrata. Chi non aveva dichiarato vincite conseguite con scommesse o gioco online, come nel caso di 2 disoccupati, un 54enne residente a Treviso che ha vinto oltre 1.600.000 euro e un 48enne a Conegliano che ne ha incassati 500.000. Furbetti del reddito di cittadinanza, 116 in provincia di Treviso, smascherati e denunciati dalla finanza. Casi eclatanti di persone tutt'altro che indigenti. Tra loro c'è anche chi ha omesso informazioni sulla presenza in famiglia di un proprietario di immobili dati in locazione a terzi e chi risiedeva all'estero. La percentuale che sicuramente salta maggiormente all'occhio è che il 60% di queste persone che abbiamo denunciato sono stranieri o comunque sono persone nate all'estero. Le violazioni commesse sono di diverso tipo, partiamo dall'assenza del requisito della residenza. Sappiamo che la norma prevede che per aver diritto al reddito di cittadinanza bisogna essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in maniera continuativa. Bene, un 45 di questi 116 soggetti non erano in possesso di questo requisito. L'indagine, per la quale il presidente Luca Zaia e il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà si sono complimentati con gli uomini della finanza, è partita a gennaio ed è stata possibile grazie all'incrocio di banche dati sulla platea dei trevigiani che percepiscono il reddito di cittadinanza. Parliamo di una platea di circa 5.000 beneficiari. Bene, per affrontare una platea così vasta necessariamente abbiamo dovuto far ricorso alla tecnologia informatica, quindi a dei software di analisi che hanno permesso di incrociare i dati contenuti nelle diverse banche dati a nostra disposizione. Controllo poi passato sul campo e sulle singole posizioni dove era stato rilevato un rischio. Una volta identificati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica e all'INPS. Dovranno restituire 700.000 euro. Ladri seriali di cosmetici e profumi con in auto prodotti per un valore di 800 euro. Una coppia di romeni di 28 anni è stata denunciata dai carabinieri di Casale per ricettazioni in concorso. Lui è risultato percepire il reddito di cittadinanza. Sono in corso verifiche sulla residenza che risulterebbe fittizia. A Nervesa, sempre i carabinieri hanno eseguito in collaborazione con l'INPS un'indagine mirata scoprendo che 2 soggetti rom di 41 e 51 anni, uno dei quali commercianti di auto usate, percepivano reddito di cittadinanza avendo omesso di dichiarare di possedere beni mobili ed immobili. Un indebito incasso da novembre 2020 di circa 10.000 euro. Entrambi sono stati denunciati. Ed ora torniamo invece sul caso Barzane, sulla sentenza che ieri lo ha condannato per omicidio stradale scagionandolo dall'accusa di omicidio volontario, tentato omicidio e di stupro dell'ex fidanzata. Un pronunciamento commentato con molta amarezza dal papà della ragazza che oggi abbiamo raggiunto al telefono.
La violenza sulle donne a questo punto può essere tranquillamente perpetuata. È gravissima, non solo per mia figlia, ma per tutte quelle donne, ragazze che hanno subito e che purtroppo subiranno e che avranno degli avvocati che faranno di tutto per farla passare come una situazione voluta. Parole pesantissime a commento della sentenza di primo grado sul caso Barzan pronunciata ieri dal giudice Piera De Stefani in tribunale a Treviso. A scandirle Dario Biglieri, papà di Giorgia, l'ex fidanzata di Christian Barzan. È lei ad aver accusato il giovane di averla prima stuprata in macchina e poi durante una folle corsa lungo la strada tra Povegliano e Arcade di aver puntato volutamente contro l'auto che stava sopraggiungendo in senso contrario la sera del 7 giugno di 3 anni fa. Nell'impatto morì la 62enne Giuseppina Lobrutto. Omicidio stradale, non volontario quindi, per il quale Christian Barzan è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione. Le dico solo che la giustizia non è stata fatta. Mi dispiace per la signora maggiormente, questo le posso dire. E poi per mia figlia naturalmente, che non è stata tra virgolette creduta. Ho capito. Non è stata creduta e non è stata per niente ascoltata nonostante tutte le prove. Nel frattempo la famiglia Biglieri ha lasciato l'abitazione di Arcade mentre Giorgia si è chiusa in un doloroso silenzio. Siamo veramente afflitti perché non era questa la situazione che avremmo voluto. Ora tutti attendono il deposito della sentenza per ricorrere in appello, come confermano le parole altrettanto pesanti nei confronti della procura da parte di Claudio Barzan, papà di Christian. Mia moglie piange per il fatto di aver avuto il figlio coinvolto in questa tragedia ed essere stato così massacrato ingiustamente, perché senza entrare nei particolari però non è il modo di comportarsi nei confronti di un ragazzo, accusare tutto ciò, ed è stato fatto in maniera veramente poco, uso un termine educato, professionale da parte della procura, questo sì, questo lo dico a voce alta. Studente di 19 anni aggredito all'uscita di scuola da un giovane che gli ha spruzzato dello spray irritante sugli occhi e lo ha rapinato della catenina. Da quello che mi ha raccontato il figlio, stava tornando da scuola, nel quartiere Gescal, va a scuola al Turazza, 4º anno. Stava tornando da scuola con 2 suoi compagni di classe ed è stato affrontato da un personaggio incappucciato che gli si è avventato sulla catena, tirandola più non posso, finché non è riuscito a strappargliela dal collo. Questo è un papà preoccupato che ha voluto mantenere l'anonimato. Suo figlio 19enne è stato aggredito mercoledì all'uscita della scuola in via Bison mentre si trovava in compagnia di altri 2 suoi amici. I carabinieri hanno la descrizione del ragazzo che ha commesso l'aggressione e attualmente lo stanno cercando. Avevano visto questo personaggio che veniva verso di loro col cappuccio in testa, però mai ha pensato, noi siamo in 3, lui è da solo, non è neanche grande e grosso, cosa può fare? Però questo è partito con l'intenzione di portargli via la collana che aveva al collo, una bella collana robusta. Vittime scelte che vengono studiate attentamente in anticipo per capirne e conoscerne costumi e abitudini. In mezzo a tanti ragazzi, pescare quello che ha la collana probabilmente l'avevano già notato. Il fenomeno della criminalità giovanile sta diventando sempre più allarmante, pertanto abbiamo raccolto anche alcune testimonianze dei residenti del villaggio Gescal in merito. I genitori dovrebbero cambiare il sistema. Perché se ho un figlio di 16 anni o 15 e vedo che sento che là Cioè tu arrivi a casa a tal'ora e se no è botte. La prendono alla leggera, invece dovrebbero prendere seriamente e far pagare quei giovani che si permettono quella libertà di fare quello che vogliono. Comunque bisogna starci più dietro ai figli. Ad Asolo un ragazzino di appena 15 anni è finito nei guai dopo che i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione trovando un iPhone da 700 euro che era stato rubato a un suo coetaneo con il quale l'adolescente gioca a calcio, un compagno di squadra. Dunque è probabile che lo smartphone sia stato rubato durante un allenamento nello spogliatoio. Il quindicenne è stato denunciato per ricettazione. È assurdo riaprire le discoteche al 35%, così Zaia oggi nella conferenza stampa. Sul tavolo poi la questione Green Pass, intanto annuncia il Veneto rimarrà in zona bianca.
Il Veneto resta in zona bianca, gli ultimi dati sui contagi Covid sono buoni, l'incidenza R-Conti è in calo a 0,79. Se continuasse così, ha detto il presidente Zaia, potremmo dire che andiamo verso una remissione del contagio e questo a 3 settimane dall'inizio delle scuole. Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale, così come la somministrazione delle terze dosi alle fasce di popolazione per le quali sono previste. Il Veneto ha quasi raggiunto le 7 milioni di somministrazioni. Annuncio che abbiamo superato l'83% di media regionale sulla popolazione vaccinabile, comprese le prenotazioni. Siamo all'83,1. Continuiamo a avere mediamente 4-5 mila nuove prenotazioni al giorno. Zaia ha poi parlato del Green Pass, chiedendo al governo di andare incontro alle istanze sempre più pressanti delle aziende. Davanti anche a questo andamento di curva del contagio, forse varrebbe ancora la pena di riesumare il tema delle 72 ore della durata del tampone, perché 72 ore comunque permette anche di decolassare questa pressione che c'è. Sul tavolo anche la questione discoteche, riaperture con capienza del 35%, un settore che ha dato l'anima, parliamo di 22.000 addetti, dice il governatore. Una parte della proposta delle discoteche io la ritengo veramente una roba impraticabile, pensare a un 30-35%, 35%, impraticabile e soprattutto davanti a un settore che ha dato l'anima. Non so quanti locali riapriranno. Il presidente ha poi segnalato anche una nuova fake news che in questi giorni sta circolando sui social contro la regione. Il video in sostanza dice che Zaia incarica gli agenti in borghese per controlli a tappeto nei locali del Veneto. Sono in arrivo forze dell'ordine extraregionali per multare tutti i locali pubblici. Io non ho parole, questo è il messaggio di giornata. È una vergogna prima di tutto perché noi non ci occupiamo di queste cose, non ne abbiamo una potestà giuridica. Quindi di certo non possiamo noi chiedere che ci siano controlli, non li chiediamo e comunque non abbiamo mai attivato anche informalmente nessuna richiesta. Quindi questa ancora una volta è una presa in giro dei cittadini, non da parte nostra ma di chi fa questi messaggi. In chiusura l'annuncio che sono in arrivo in Veneto 371.824.503 euro che finanzieranno investimenti nel settore della sanità e che riguardano 11 progetti da realizzare in tutte le ULSS e all'Istituto Oncologico Veneto. Ed ora sentiamo Giannino Venerandi del SILB sulla riapertura delle discoteche al 35% di capienza. Fateci riaprire, dice, ma in modo dignitoso. Fateci aprire con delle regole che ci siamo dati noi per primi oltretutto, e una di queste importanti è proprio il Green Pass, ma fateci lavorare con dignità, non con questa formula ridicola, perché 35%, poi voglio vedere, ripeto, anche gestire queste forme di contenimento da noi e poi vediamo gli ammassamenti negli stadi e allora non si capisce bene. Il limite di capienza fissato dal Comitato Tecnico Scientifico, in discussione in queste ore per assicurare la riapertura delle discoteche al chiuso, non soddisfa i gestori. Tra i settori più colpiti dalle limitazioni per contenere il contagio, ora si valuta la ripartenza, ma ancora una salita da scalare, dicono, con limiti ferrei al vaglio. La speranza, spiega Venerandi, è che il passaggio ad una capienza superiore avvenga in tempi brevi, anche perché la riapertura in questi termini, se non compensata da ristori, sarebbe difficile. Poi, ad aggiungere confusione in materia di discussione, la questione mascherina da utilizzare nei locali, ad eccezione del momento del ballo, che risulta paragonabile alle attività fisiche al chiuso. Chi è al bar non può tenere la mascherina per bere, chi va a fumare nelle aree fumatori non può tenere la mascherina, chi ha un tavolo riservato per passare la serata con gli amici e sta brindando non può tenere la mascherina, quindi è una misura un po' assurda, per non dire ridicola. Piuttosto che non lavorare è meglio questa formula, l'amara riflessione, continua Venerandi, ma la difficoltà sarà soprattutto per i locali piccoli. Infine rimarca il problema legato alle feste abusive. Più ci tengono limitati nella nostra attività, più fenomeni di abusivismo cresceranno e poi saranno quelli i pericoli, non noi. Verso il ballottaggio a Conegliano le categorie incalzano i due sfidanti, oltre ai cittadini anche gli operatori economici hanno grosse aspettative nei confronti della prossima amministrazione comunale.
Elezioni amministrative di Conegliano, meno 10 giorni al ballottaggio tra i due sfidanti, Piero Garbellotto e Fabio Chies, sui quali si concentrano le aspettative dei cittadini ma anche del mondo produttivo. Il Comune deve agevolare lo sviluppo e l'occupazione, spiega il presidente di Confartigianato Imprese Conegliano, Severino Dalbò. Un territorio più a misura di impresa, quindi un'attenzione particolare anche per quelli che sono i lavori da farsi per appalti a chilometro zero, per un'attenzione alle aziende locali e per un consolidamento di quelle che sono le infrastrutture digitali. Rigenerazione urbana, aree da recuperare trasformandole magari in Digital Innovation Hub, con le opportunità legate al Recovery Fund a cui la prossima amministrazione deve farsi trovare pronta. La raccomandazione che abbiamo fatto durante questa campagna elettorale ai sindaci è quello di essere pronti con dei piani, con dei progetti ben identificati e soprattutto innovativi e che abbiano un concetto di transizione ecologica e digitalizzazione per poter scaricare a terra i soldi che potrebbero arrivare dal PNRR. Credo che la richiesta principale sia: prendiamo il turismo, è volano di sviluppo economico nel nostro territorio, riconosciuto da UNESCO, per cui partiamo dal turismo per ricreare economia, sviluppo, opportunità per tutto il commercio e per i settori dei servizi. Conegliano non è solo la seconda città della Marca, ma anche un centro che sorge in una posizione strategica per il Veneto, va attrezzato all'altezza delle sfide che si profileranno. Tutto l'ambito sociale, tutta la comunità oggi va supportata da un'infrastruttura che renda tutto più veloce, più facile, più vicino ai nostri cittadini. Su questo credo che ci sia molto da lavorare. Truffe con la tecnica dell'abbraccio, sempre più anziani cadono in questa trappola. I consigli dei carabinieri fondamentali dicono fare rete con istituzioni comuni e cittadini. È uno dei reati più odiosi perché colpisce la fascia più fragile della popolazione, gli anziani. Sempre più sono le denunce per furti e rapine con la tecnica dell'abbraccio. Persone senza scrupoli che si avvicinano alle vittime, le raggirano mostrandosi cordiali e gentili e addirittura si fingono conoscenti, poi abbracciandoli strappano loro orologi e monili in oro. Questi furti, questi scippi possono assumere anche modalità cruente e trasformarsi in vere e proprie rapine perché le azioni possono poi diventare violente, quindi poi questi anziani, queste persone magari vengono affrontate anche fisicamente e riportano delle lesioni. Ecco perché l'attenzione deve essere massima, è massima da parte delle forze dell'ordine e dei carabinieri, ma chiediamo veramente anche la collaborazione dei cittadini. Malviventi che fra l'altro non si fermano certo ad una vittima. La modalità di azione di questi malviventi è quella magari di non fermarsi diciamo così a un episodio solo, ma poi di continuare a muoversi nella stessa zona alla ricerca di altre vittime, ed ecco perché già la prima segnalazione per noi è importantissima, perché ci consente magari di interrompere una serie di azioni criminali. L'appello dei carabinieri agli anziani è a prestare massima attenzione, a diffidare da chi si avvicina e cerca subito il contatto fisico, non solo, ma a prestare massima attenzione in alcune zone considerate maggiormente a rischio, come i cimiteri o nei pressi degli ospedali. E poi magari evitare talvolta anche di indossare oggetti preziosi particolarmente appariscenti, magari in attività quotidiane e di routine, anche questo ovviamente può attirare malintenzionati. Di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Bus gratuiti per gli ultrasessantenni in caso di blocco di mezzi inquinanti dovuto a norme anti-smog, la misura dell'amministrazione per agevolare gli spostamenti degli anziani. Con l'allerta smog gli over 60 viaggeranno gratis nei bus. A deciderlo l'amministrazione, settore mobilità e settore ambiente, che ha stanziato 30.000 euro per coprire i mancati introiti di MOM. Si tratta di una misura per facilitare gli spostamenti nel caso di blocco dei mezzi inquinanti, rivolta alle persone sopra i 60 anni, che statisticamente sono proprietari di veicoli con più di 10 anni, che rientrano cioè nelle categorie dei mezzi inquinanti. Se dovessimo andare in fascia arancio o in fascia rossa per l'ordinanza antismog,
gli over 60 potranno, tutti i cittadini di Treviso potranno circolare nei mezzi pubblici a gratis, solo mostrando la carta d'identità che attesta la loro residenza e la loro età anagrafica. Si tratta di una possibilità in più, oltre alle deroghe previste dall'ordinanza antismog in vigore dal 1° ottobre, spiega Manera, per spostarsi nelle giornate di livello arancio e rosso, vale a dire quando i rilevatori delle polveri PM10 registrano una concentrazione superiore alla norma per 4 giorni consecutivi per quel che riguarda l'allerta arancio e di 10 giorni consecutivi per il livello rosso, durante le quali è interdetta la circolazione dalle ore 8:30 alle 18:30 ai mezzi a benzina Euro 012 e diesel fino agli Euro 5. Ed ora una notizia appena giunta in redazione: c'è stato un incendio a Conegliano, 19 in una palazzina, 19 gli appartamenti evacuati, nessuna persona rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 3 pattuglie dei carabinieri. Le cause probabili sono accidentali, le fiamme sono state circoscritte alla cucina di un appartamento, però le persone sono state evacuate per evitare e per prevenire le intossicazioni. Queste sono le prime notizie e nessun ferito per il momento, insomma, è stato accertato. Queste dunque le notizie. Andiamo avanti col telegiornale. A Monigo di Treviso il rinnovato orto conservativo dedicato a Francesco Busnello, il primo cuore trapiantato in Italia. I 36 anni quasi che sono passati non diminuiscono l'emozione di rivivere comunque dei momenti di ricordo di Francesco, che per noi è sempre presente nel cuore. Un ricordo che ritorna anche alla città con il recupero dell'orto conservativo ideato dal professor Gianni Anselmi per salvare quelle specie definite 40 anni fa inutili e che invece oggi in tema di salvaguardia dell'ambiente tornano prepotentemente importanti. Mio papà ha avuto una buona idea quando ha inventato, oltre che questo aspetto di conservazione delle specie, anche un'idea che anche all'interno di ambienti fortemente antropizzati, come può essere una città come la città di Treviso, ci possono essere dei ritagli in cui l'uomo non va come fruitore, ma va come servitore. Un servizio che però per anni e dopo la scomparsa del professore la città sembrava aver dimenticato. Era ormai degradato da più di 10 anni. Era uno spazio fondamentale sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista didattico. La precedente amministrazione, malgrado capisco la problematica intricata, difficile, le convenzioni, i comitati, eccetera, però malgrado avessero dei buoni intenti, nulla avevano fatto. Dopo la sistemazione complessiva e il dimensionamento delle varie specie, l'orto conservativo torna alla città con un nuovo albero piantumato come simbolo di uno spazio ritrovato, soprattutto per i cittadini. Assessore, tutto bello, ma non è che adesso venga di nuovo chiuso e torni nel degrado. Come farete per tenerlo vivo? No, assolutamente, noi intendiamo, come abbiamo fatto, riconsegnarlo alla comunità. Faremo una manifestazione di interesse per capire chi vuole prendersi in carico appunto l'utilizzo dell'orto conservativo, però resta sempre fruibile da chiunque ci voglia venire all'interno del quartiere San Paolo, San Liberale o di tutta Treviso. Presentazioni ieri sera a Vittorio Veneto di un'iniziativa degli agricoltori di CIA Treviso per il mangiare sano e il sostegno delle iniziative della Lega Italiana per la lotta ai tumori. 2022 anno della svolta per i trattamenti chimici sul prosecco. Ad annunciarlo il direttore generale dei vivai cooperativi di Rauscedo all'inaugurazione del nuovo centro ricerche sulle nuove varietà resistenti ai cambiamenti climatici. Creazione di glera resistente per dare prosecco da glera resistente. Chiaramente noi siamo pronti per chiedere a fine anno, inizio del 2022, l'iscrizione al catalogo nazionale e poi chiaramente le autorizzazioni nelle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia. Nulla a che vedere con la genetica modificata o OGM, sottolinea il direttore, ma prosecco ottenuto incrociando naturalmente la glera classica con varietà inattaccabili dalle principali malattie della vite. Resistente a peronospora o idio e poi tollerante a malattie secondarie come black rot ed altre. Nuovo prosecco che grazie a questi incroci sarà più intenso nei profumi e nel gusto. Abbiamo scelto quei genotipi che hanno un corredo aromatico potenziato rispetto al genitore glera.
Quindi se andiamo in campo e vediamo le selezioni che noi abbiamo creato di glera resistente, praticamente identiche, e poi il contenuto nel mosto è addirittura migliore rispetto a quello del glera, perché è più complesso. I primi filari del nuovo Prosecco sono già presenti ai piedi del castello di Collalto per dimostrare che una viticoltura senza chimica è possibile. Come farete a convincere i duri e puri, ad esempio, delle colline del Prosecco? Noi non vogliamo, imporre le nostre proposte a nessuno. Abbiamo già presso l'azienda Borgo Luce Giustiniani una collezione di tutti i glera resistenti, e là i viticoltori poi potranno scegliere. Vogliono andare avanti e pensare a un futuro con un po' più di tranquillità? Bene. Vogliono rimanere ad affrontare i problemi con le armi che avevano? Va bene, le affronteranno con le armi che avevano. Un messaggio chiaro ai viticoltori, ma soprattutto ai presidenti dei consorzi di tutela. Certi principi di fronte alle necessità del cambio climatico bisogna saperli rendere meno restrittivi. Bisogna essere un po' più dinamici, un po' meno talebani, è la parola giusta. Ed ora proprio il servizio invece che vi avevo anticipato sul mangiare sano. Se pensiamo che circa il 35-40% dei tumori non esisterebbe se ci alimentassimo correttamente, direi che già questo è un dato che dovrebbe far riflettere. Numero che conferma come la lotta ai tumori si combatta anche tra i fornelli, con una corretta alimentazione, che significa prevenzione, da sempre una delle azioni di sensibilizzazione della sezione trevigiana della Lega Italiana per la lotta ai tumori. In ottobre noi siamo presenti su tutto il territorio provinciale con le nostre campagne di informazione, con le nostre visite, perché purtroppo 1/3 dei tumori femminili riguarda il tumore al seno. In Veneto sono 4.800 nuovi casi l'anno, sono 884 nella sola provincia di Treviso, quindi sommati all'anno precedente sono davvero tantissimi nuovi casi, e devo dire che se viene diagnosticato un tumore piccolo c'è la possibilità di sopravvivenza, di vivere bene al 90%. Quindi è importante che noi siamo sul territorio, sono importanti anche queste serate perché ci aiutano a diffondere il nostro messaggio e soprattutto a raccogliere fondi per poter ampliare i nostri servizi, per poter mantenere i nostri servizi. Presentata quindi l'iniziativa di CIA Treviso a sostegno della LILT e della sana alimentazione. La valorizzazione dei prodotti, la solidarietà sono principi cardine dell'attività sia delle imprese agricole del settore che della CIA. Dal mese di ottobre, per la durata di un anno, in tutti gli agriturismi di Turismo Verde Treviso aderenti al progetto verrà proposto nei menù questo piatto dedicato alla raccolta fondi. Parte del ricavato delle consumazioni verrà devoluto alla LILT di Treviso. Un piatto studiato dallo chef Stefano Polato, che firma i menù spaziali di astronauti come Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano, dove l'alimentazione è fondamentale per ritardare l'invecchiamento precoce. Questa è una statistica fatta dalla NASA qualche anno fa, però mediamente una persona che va a vivere nello spazio per 6 mesi subisce quello che viene definito invecchiamento cellulare precoce, pari ad una persona che vive sulla Terra per 10 anni. E dallo chef anche un consiglio per cucinare correttamente anche un solo uovo, scoprendo che alla coque è meglio che sodo. Un uovo mantenuto morbido, quindi con il tuorlo cremoso e l'albume leggermente compattato, significa avere un uovo altamente digeribile, perché insomma le proteine sono fra i nutrienti più difficili da digerire, il nostro corpo impiega molte ore per digerirle. Se io do al mio corpo una proteina difficile da digerire, ovviamente il mio corpo farà più fatica. Ed ora siamo alla pagina da Belluno e provincia. Nuove rivelazioni sul caso della scomparsa di Rossella Corazzin, la giovane friulana di cui si persero le tracce nell'agosto del 75 mentre era in vacanza con i genitori a Tai di Cadore. L'ergastolano Angelo Izzo alla commissione parlamentare antimafia, il corpo della ragazza abbandonato nei boschi attorno al lago Trasimeno. Il giallo sulla scomparsa di Rossella Corazzin si arricchisce di un nuovo capitolo e ancora una volta a fare rivelazioni a Angelo Izzo, il cosiddetto mostro del Circeo, che in più occasioni ha raccontato cosa accadde alla 17enne.
La scomparsa di Rossella Corazzin è data 46 anni fa, 1975, è l'agosto, la giovane ragazza 17enne scompare nel nulla nei boschi di Tai di Cadore, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Di lei torna a parlare la Commissione parlamentare antimafia l'ergastolano Angelo Izzo, noto per essere stato uno dei responsabili del massacro del Circeo. I resti della ragazza potrebbero trovarsi nei boschi attorno al lago Trasimeno, avrebbe detto Izzo all'antimafia, che ieri lo ha ascoltato per 2 ore in collegamento dal carcere di Velletri. Cosa accadde alla giovane Izzo lo spiegò anni fa, riferendo che Rossella venne sequestrata in Cadore, portata a Riccione e poi nella villa del medico Francesco Narducci, morto nell'85, il cui nome finì nelle indagini sul mostro di Firenze. In quella casa sul lago Trasimeno la ragazza venne usata per riti massonici, abusata e poi uccisa. Del caso della scomparsa di Rossella Corazzin si occupò la magistratura di Belluno con il pubblico ministero Raffaele Massaro prima e con l'ex procuratore Francesco Saverio Pavone, che interrogò Izzo per ben 2 volte. Le dichiarazioni rese ieri all'antimafia sono state secretate ma saranno oggetto di valutazioni. La famiglia di Rossella Corazzin non si è mai arresa. I riflettori sul caso della scomparsa della giovane si sono nuovamente accesi e si ritorna a chiedere verità. Fare rete per superare la pandemia, frenare lo spopolamento, attrarre talenti e investimenti. Un progetto di cui è partner Confindustria Belluno Dolomiti mette insieme le eccellenze della montagna europea per una ripartenza reale. Digitalizzazione e trasformazione digitale, sostenibilità e mobilità per guardare oltre il Covid, rafforzando la cooperazione nell'arco alpino. Prosegue senza sosta il lavoro dei partner del progetto transfrontaliero A-Ring, che ha l'obiettivo di condividere buone pratiche e di promuovere il dialogo fra aree che presentano tendenze comuni. Sappiamo che la nostra provincia, al pari di tutte le realtà montane, soffre in questo periodo di un problema che è quello dello spopolamento. Le nostre imprese non trovano personale e sappiamo anche che una delle leve per rendere un territorio più attrattivo è proprio quella di puntare sull'innovazione. Per la ripartenza perciò servono innovazione e competenze che aggregano dal punto di vista geografico. Compito dei partner del progetto, cui partecipa Confindustria Belluno Dolomiti, è quello di rendere attrattive anche le aree montane. Questo è un progetto che mette insieme diversi stakeholder, non solo italiani ma anche internazionali, perché appunto i problemi della montagna sono simili un po' in tutti i territori. Unire forze e teste, il valore aggiunto del progetto, che vuole creare un network fra aziende, università e istituzioni locali capace di sviluppare politiche condivise. Tra le iniziative pronte a partire con numeri significativi c'è quello dell'ITS Meccatronica. I talenti ci sono, basta intercettarli. Dobbiamo intercettare quelli che ci sono, formarli con le competenze che servono alle nostre aziende adesso e in futuro, e dobbiamo cercare di intercettare talenti da fuori. Questo è un obiettivo che non può essere disatteso, pena mettere in crisi tutto il sistema industriale della provincia. Siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Perturbazione in azione al sud. Sul nostro territorio invece sarà più asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 ottobre. Sul Veneto tempo tutto sommato buono, al mattino avremo qualche addensamento ma in genere senza piogge degne di nota. Sarà più soleggiato invece con il passare delle ore. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 6 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui poche novità, molte nubi ovunque, in mattinata a seguire tanto sole. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime sui 17-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con un'alternanza di nuvole, ma non sono previste precipitazioni. Temperature minime intorno ai 7-8 gradi, massime sui 21-22 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.
Società Agricola Torresan. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.